Cari telespettatori, ben ritornati qui con noi. Abbiamo un appuntamento con Paolo Righetti, ben arrivato, segretario generale del CGIL del Veneto, con il quale torniamo a fare un po' il punto della situazione relativamente al mondo del lavoro. Un po' diciamo questo è il periodo conclusivo, dopo noi chiuderemo con la settimana, poi le varie produzioni, per cui ci interessa un po' chiudere con metà luglio la situazione attuale. Abbiamo tanti fronti che sono caldi. Da un lato abbiamo più volte affrontato e spiegato ai nostri telespettatori il discorso di questo referendum che voi vorreste venisse indetto prossima primavera per rivedere la Carta dei diritti dei lavoratori. C'era in corso una raccolta firme, penso che siate arrivati a un buon risultato e allora vediamo di fare questo punto e poi in corso d'opera vedremo di affrontare altri capitoli, ce ne sono anche tanti, anche a livello territoriale, si parla di rinnovi di contratti, del pubblico impiego, dei dipendenti del privato, si parla di sanità, di servizi sociosanitari, di riforma che è in corso, ancora lavoro in corso in Regione del Veneto, insomma c'è tanto da dire. Primo punto, allora, raccolta firme per il referendum e spieghiamo di nuovo due parole semplicissime, sempre più semplici per questo referendum. Che cos'è per chi non ci ha seguito? Infatti la nostra proposta è una proposta duplice. La prima riguarda l'obiettivo strategico, che è quello rappresentato da una nostra proposta di nuova Carta dei diritti universali dei diritti del lavoro sul lavoro, e che è una proposta che prevede e ipotizza l'estensione e il ripristino delle tutele dei diritti su cui parecchi provvedimenti di legge sono intervenuti negli ultimi anni in modo negativo, ripristinarli ma soprattutto estenderli a tutto il mondo del lavoro nella sua complessità, per cui anche tutta la parte dei lavoratori precari, dei lavoratori parasubordinati, dei lavoratori autonomi in monocommittenza, che fino ad oggi non hanno l'accesso a diritti e tutele che sono garantiti anche da alcuni principi costituzionali. E questo è l'obiettivo principale. A sostegno di questa proposta, di questa nuova Carta dei diritti, abbiamo proposto 3 quesiti referendari su alcune materie particolarmente delicate, particolarmente importanti e anche attuali, che sono il ripristino del diritto a reintegro in caso di licenziamento illegittimo, sono la sostanziale abolizione e sostanziale superamento dei voucher per quell'elemento di abuso e di precarizzazione che si sta determinando anche in termini di dimensione di utilizzo, e il terzo riguarda il ripristino della responsabilità solidale dei committenti nel caso di assegnazione di opere, lavori e servizi in appalto, perché spesso le ditte che vincono l'appalto, o peggio ancora quelle che hanno l'acquisizione in subappalto di questi lavori, non rispettano le regole, le normative contrattuali, le normative contributive, non versano i contributi, non applicano i contratti di lavoro, e noi chiediamo che ci sia una responsabilità anche di chi ha assegnato quell'appalto e quel subappalto, per cui sia corresponsabile rispetto alle violazioni o gli abusi che avvengono in questo campo. La campagna è andata molto bene. Abbiamo raccolto 3.300.000 firme, 1.100.000 per ogni quesito referendario, che adesso sono stati depositati alle Corte Costituzionali, e per cui dovrebbe aprirsi l'iter per arrivare al referendum. Se non succedono cose diverse, la previsione dal punto di vista dei tempi è che a primavera dell'anno prossimo ci saranno i quesiti referendari. Per quanto ci riguarda, i quesiti referendari sono uno strumento di pressione nei confronti del Parlamento, del quadro politico istituzionale, perché la proposta complessiva che noi proponiamo nella Carta dei diritti universali venga considerata, venga discussa, venga elaborata in Parlamento e venga assunta dal Parlamento. Cioè, noi ci auguriamo che se venissero recepite queste sollecitazioni, questi contenuti, e per cui venissero tradotti una legificazione da parte del Parlamento che stabilisce e assume questa nuova Carta dei diritti, paradossalmente non ci sarebbe neanche bisogno di fare il referendum. No? Ovviamente se questo, non è possibile, se questo non succede, noi ci attrezzeremo per creare il massimo di informazione, il massimo di aggregazione, il massimo di consenso nel momento in cui i quesiti verranno posti a consultazione referendaria. Quale miglioramento potrebbe esserci nella situazione dei lavoratori qualora andassero in porto queste varie situazioni?
Miglioramenti essenziali. Noi abbiamo detto più volte che la nostra proposta sulla Carta dei diritti è una proposta di progresso, di civiltà, è quella che per noi è la vera modernità. I diritti e le tutele non devono essere omogeneizzati a ribasso togliendoli a coloro che più ne avevano diritto rispetto all'attuale platea stabilita dallo Statuto dei lavoratori. La modernità sta proprio nell'estendere questi diritti e tutele a tutto il mondo del lavoro, anche a quel mondo frammentato e precario che fino ad oggi non ha la possibilità di accedere ad alcuni diritti e alcune tutele. È l'esatto contrario del principio che è stato tradotto in pratica con provvedimenti legislativi in tante misure e provvedimenti di legge da qualche anno a questa parte. L'ultimo esempio simbolico e più evidente e concreto è quello del Job Act. Insomma, infatti volevo proprio chiedere questo, sì. Ma secondo voi, allora, voci del governo per carità, per cui dopo tutto è relativo, il Job Act è servito, ha aumentato il numero di assunzioni, c'è chi invece ha detto che si è trattato di regolarizzazioni, comunque giovani più assunti, fatto sta che comunque resta una percentuale altissima di giovani disoccupati, ma a prescindere le garanzie e le tutele sono nettamente minori, quindi alcuni dicono sì, puoi anche essere assunta a tempo indeterminato, ma con le nuove regole che sono state dettate dalla riforma recente è tutto molto opinabile e discutibile, non c'è più nulla di certo. Si è andati in meglio o in peggio? Sia per quanto riguarda il risultato in termini occupazionali, sia per quanto riguarda la sostanza del rapporto di lavoro, si è andati in peggio. Per quanto riguarda la sostanza del rapporto di lavoro, il governo ha insistito a rappresentare questo intervento come l'introduzione di un contratto a tutele crescenti che più volte abbiamo detto non ha nulla di crescente, perché non è che dopo 2 o 3 anni i lavoratori nuovi assunti acquisiscano gli stessi diritti e le tutele di coloro che erano già in servizio. L'unica cosa crescente è l'indennizzo nel caso di licenziamento illegittimo, introducendo un principio che per noi è una regressione dal punto di vista della civiltà, del diritto del lavoro e dal punto di vista anche di un equilibrio necessario nel rapporto di lavoro fra datore di lavoro e prestatore d'opera, che sappiamo che è un equilibrio non pari, insomma, dal punto di vista dei rapporti, per cui da questo punto di vista si è peggiorato, insomma, si è fatto passare un principio per cui senza un motivo, senza una giusta causa, senza un motivo oggettivo, il datore lavoro può comunque licenziare e può licenziare dovendo solamente dare un corrispettivo economico. La tutela crescente è solo lì, più anni è uno che lavora e più ma non c'è nessun altro tipo di garanzia. Ma non c'è nessuna tutela crescente dal punto di vista dei diritti e delle tutele. Dal punto di vista dei risultati sul piano occupazionale c'è stato nel 2015 un significativo ingresso con un contratto a tempo tra virgolette indeterminato, ma sappiamo tutti, è evidente, insomma, che non è frutto dell'intervento del Job Act, ma è prevalentemente il frutto degli sgravi contributivi che erano stati introdotti con la legge di stabilità, che ha un po' drogato il risultato, anzi una buona parte di questo incremento, fra l'altro è frutto di trasformazione rispetto a rapporti di lavoro precedenti. Lo dimostra il fatto che nel 2016 invece c'è stato un calo drastico degli inserimenti con questa nuova forma di rapporto di lavoro, perché sono calati e sono diminuiti gli sgravi contributivi. Quindi il rischio è che magari tra qualche anno ci siano nuovi disoccupati? No, fra l'altro, essendo il contratto a tutele crescenti, avendo quelle caratteristiche, il bilancio vero si potrà fare fra 2 o 3 anni. Certo, gli inserimenti di per sé non sono negativi, però la preoccupazione rispetto a una libertà totale di licenziamento futura c'è. Ma quello che mi preme soprattutto mettere in evidenza è che dal punto di vista occupazionale le cose che veramente servono sono altre, quelle che stiamo dicendo e sostenendo da tempo. Ci vuole un rilancio delle attività produttive che passa da una capacità di investimento che in questa fase difficilmente il mondo dell'impresa privato può mettere in campo da solo, e per cui noi diciamo che ci vorrebbero degli investimenti forti anche da parte dell'amministrazione pubblica.
investimenti forti, invertendo la logica dell'austerità e dei vincoli finanziari. È un po' la discussione che c'è in campo con l'Europa, per cui è un problema non solo italiano ma anche europeo. Però se non si mettono in campo investimenti su cose utili, passiamo dalla ricerca all'innovazione di prodotto, di processo, passiamo a tanti interventi di pubblica utilità, opere per la salvaguardia del territorio, opera per la messa in sicurezza del territorio, un'impostazione innovativa e sostenibile anche sul piano dell'edilizia, valorizzando la rigenerazione dell'esistente, la ricostruzione dell'esistente e non nuove cose, un intervento sul territorio, sulle bonifiche ambientali che si porta dietro una necessità di migliorare la condizione anche della salute dei cittadini nel territorio, anche qua nel nostro Veneto. Tutte cose che richiedono interventi molto, pensiamo alle infrastrutture, che in realtà non si sta facendo. Senza opere inutili e gigantesche, ma facendo le opere che servono. Per far questo serve anche un investimento pubblico. È questo il volano che potrebbe portare a un aumento dell'occupazione, e questo è la parte essenziale per un rilancio delle attività produttive. Poi c'è anche la necessità di incrementare il livello di reddito e la capacità di spesa, e questo introduce il tema delle condizioni di reddito di milioni di lavoratori e di pensionati, introduce il tema dei rinnovi contrattuali. Siamo fermi con 8 milioni di lavoratori che aspettano il proprio rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Cioè fermi cosa vuol dire? Spieghiamolo un attimo, perché quando si parla di essere fermi con il rinnovo, che cosa vuol dire? Sia nel pubblico che nel privato. Nel pubblico impiego ci sono 4 milioni di lavoratori della pubblica amministrazione che aspettano oramai dal 2009 le risorse per il rinnovo del contratto di lavoro. Quindi non hanno avuto nessun tipo di adeguamento salariale. Da 7 salariale. anni a questa parte non vengono stanziate le risorse, questo penalizzando la professionalità, l'impegno di milioni di lavoratori e non riconoscendo nessun aumento o incremento salariale. Questo fa sì che ci sia un blocco forte anche della capacità di reddito. La stessa cosa nel privato. Ci sono 4 milioni di lavoratori, dai metalmeccanici ad altri settori, ad altre categorie produttive, che non riescono a rinnovare il contratto, soprattutto per le posizioni di Confindustria, di Federmeccanica, delle associazioni datoriali, che vorrebbero una trasformazione dell'impianto contrattuale che sostanzialmente andrebbe a mettere in discussione il ruolo e la funzione del contratto collettivo nazionale di lavoro. Perché? Legando qualsiasi aumento salariale a risultati e incrementi di produttività. Allora, come sindacato noi diciamo da sempre che noi siamo per incrementare anche la contrattazione a livello aziendale, perché purtroppo la facciamo solo nel 15-20% delle imprese italiane, anche qua in Veneto, perché il tessuto è fatto di piccole e piccolissime imprese. Ma siamo per incrementare questo livello garantendo comunque una certezza sul primo livello, che è quello del contratto collettivo nazionale di lavoro. Perché? Perché l'80% dei lavoratori in Italia è coperto dal punto di vista della normativa e dal punto di vista della retribuzione solamente dal livello del contratto collettivo nazionale di lavoro. Se si superasse quel livello e quella tutela avremo un aumento delle diseguaglianze nel mondo del lavoro, perché solamente in pochissime imprese, in pochissime aziende dove c'è rappresentanza sindacale, dove c'è una certa dimensione, riusciremo a garantire un incremento retributivo, una contrattazione che tuteli il lavoratore. Nella stragrande maggior parte delle imprese non riusciremo a farlo, e questo è l'altro elemento, quello del mancato rinnovo dei contratti, per cui del mancato incremento dei salari e della capacità di reddito, che produce una situazione di recessione. Sappiamo che soprattutto in Italia uno dei fattori della recessione, della contrazione produttiva e occupazionale è dovuta anche alla scarsa domanda interna, al calo della domanda interna. Il calo della domanda interna dipende da una condizione di reddito ridotta. Lo stesso per i pensionati, su cui abbiamo... No, ma dopo affrontiamo il capitolo pensionati. Se non no, ma lo dicevo legato al reddito, perché anche per quanto riguarda i pensionati c'è una fascia medio-bassa di pensionati che da anni non vedono un adeguamento del proprio livello di prestazione previdenziale, per cui
nell'insieme tutto questo porta a milioni, centinaia di migliaia di lavoratori pensionati, a qualche milione di famiglie che hanno una condizione di reddito difficile. Non a caso è aumentata anche la soglia della povertà, la forbice nella redistribuzione della ricchezza è sempre più divaricata, in peggio, e il livello delle persone, della popolazione che è a rischio di povertà, parliamo anche di chi ha un lavoro precario, un lavoro con basso salario, che per la prima volta si trova a essere lì al confine con un livello di povertà, non è mai stato così elevato come in questi anni, insomma. Assolutamente. Ecco, volevo capire una cosa, per quanto riguarda queste situazioni, ci sono dei tavoli di trattativa aperti, quindi i lavoratori hanno delle aspettative concrete, oppure che cosa vi risulta? Ma per quanto riguarda i rinnovi contrattuali nella pubblica amministrazione c'è questa dichiarazione del Ministro, della Madia, che ha detto apriamo il tavolo di confronto, però che di per sé sarebbe una cosa positiva dopo tanti anni, però non ci sono risorse stanziate. E quindi per il 2016 hanno stanziato 300 milioni, che è assolutamente totalmente inadeguato a ipotizzare qualsiasi rinnovo dignitoso dal punto di vista dell'incremento salariale. Sono state già fatte iniziative, mobilitazioni, e ne faremo infatti queste iniziative anche sono qua in valse. Veneto, ne faremo ancora. Lo stesso per quanto riguarda il privato, ci sono tante categorie che stanno mettendo in campo la loro mobilitazione sul piano unitario, alcune posizioni di Confindustria, delle varie associazioni datoriali di categoria sono inaccettabili perché, ripeto, propongono una soluzione che di fatto cancella il contratto collettivo nazionale di lavoro e sposta tutto su un altro livello, la contrattazione e i possibili aumenti retributivi, e questo per noi è inaccettabile. Da questo punto di vista, stante questa situazione di estrema difficoltà, CGIL e CISL e UIL a livello nazionale stanno costruendo un percorso che può portare, se le cose non migliorano, non cambiano, anche a una mobilitazione di carattere generale per quanto riguarda i rinnovi contrattuali, non più ognuno nella propria settore, nella propria categoria, ma unificando anche la mobilitazione, gli scioperi o le possibili iniziative. Proprio domani a Roma ci sarà un importante attivo unitario con i delegati di CGIL, CISL e UIL di tutta Italia. Quindi a livello unitario sostanzialmente? Sì, sul fronte dei rinnovi contrattuali. Quindi vi aspettate che possa esserci qualche esito, qualche risposta sostanzialmente? Certo, e noi quello che possiamo fare a fronte di una situazione che non si sblocca, che non ipotizza un percorso positivo, è continuare la nostra capacità di aggregazione dei lavoratori e di costruire delle forme di iniziativa di mobilitazione che possano modificare e aprire una riapertura dei tavoli di trattativa con alcune questioni che vengano accolte e assunte, insomma, anche dalle controparti o pubbliche o private. Insomma. Allora, continuiamo su questi argomenti tra poco dopo la pubblicità.